Francesco, io e Tiago, Chiara, Michele, Federica. E cos'è Tancamanna? La capanna è quella che dimora, che fanno tantissime cose. Da definire piezzi, tanti scavi archeologici. È un nuraghe di muro. Cosa c'è intorno a questo nuraghe? Le case dei nuraghici. Io me li immagino solo con un pezzo di vestito qui. Mangiavano il pane, animali morti, il grano. Il grano, che c'erano gli animali per vestiti con le prede e poi mangiare la carne. Me li immagino forti. intelligenti per quello che hanno costruito. Mangiavano carne e anche coltivazioni. Quello che producevano loro stessi. E diverse classi, grazie all'associazione Tancamanna, sono riuscite a ricreare il cibo che hanno fatto gli antichi. Ciao! Ciao!